A botta e risposta, Roberto Agirmo, Patto per l'autonomia Veneto. Benvenuto Agirmo. Grazie Lovino, buongiorno a tutti. Ecco, la prima cosa che avrei voglia di chiedere è com'è realmente la situazione dell'autonomia in Veneto in questo momento? Allora, si dice fare un 48 più o meno, che erano dei moti o qualcosa del genere, che comunque hanno fatto un disastro. È un disastro. Oggi abbiamo palesemente un governo che non sta attuando nulla di concreto per quello che è l'autonomia. Quindi già di per sé con questo abbiamo detto tutto. Quando in realtà abbiamo 2.500.000 veneti che hanno votato per l'autonomia del Veneto. Il 98,1% della percentuale dei votanti al referendum l'aveva votata e richiesta. Abbiamo poi una Lega Nord, una Lega ex Nord, perché il Nord ormai non ce l'ha più, che è rappresentata da Salvini in questo caso, che per mantenere i voti al Sud non ha fatto nulla di concreto per arrivare all'autonomia, perché ricordiamolo che se la Lega avesse voluto, se Salvini avesse voluto, avrebbe potuto tranquillamente mettere degli auto, dei paletti al governo dicendo o si fa l'autonomia o salta il governo. Non l'ha mai fatto, l'ha fatto per altre cose, per questo non l'ha mai fatto. Quindi vuol dire che l'interesse sull'autonomia non c'è. Ed è chiaro il perché non c'è, il motivo è semplicissimo. La Lega ormai è diventata un partito sovranista e nazionalista, un partito che cerca voti in tutta Italia e quelle che sono le istanze del Veneto, della Lombardia e anche dell'Emilia Romagna diventano secondarie, per il semplice motivo che se Salvini dovesse spingere sull'autonomia probabilmente perderebbe i voti del Sud. E poi, per tornare comunque alla domanda e chiudere anche il discorso, abbiamo i governatori di Veneto e Lombardia che sembrano comandati a bacchetta, dove sostanzialmente quando si vede, anzi ogni volta quando si vede che anziché andare avanti con l'autonomia si torna indietro, alzano un po' la voce, ma sostanzialmente è come un cane che abbaia ma non morde.